Dunque, noi come sapete siamo qui per il primo stasera di 3 incontri, non badiamo più di tanto agli aggiustamenti del microfono, grazie, per il primo di 3 incontri che saranno dedicati a altrettante battaglie, Campaldino, Lepanto e Waterloo, comunque lo si voglia pronunciare. Quello che vorrei chiarire è il senso di questo piccolo ciclo. Il festival di quest'anno è dedicato alla creatività. Accostare la creatività con la guerra da un lato può sembrare un paradosso e il titolo stesso di creatività distruttrice può in qualche modo sembrare un ossimoro, un accostamento di due cose opposte. D'altra parte è inevitabile ammettere che l'uomo nel fare la guerra ha sempre investito enormi risorse e non soltanto risorse economiche, materiali, ma anche risorse di inventiva e sì, di creatività. Potrebbe anche sembrare una cosa ovvia in realtà, perché tutto sommato si è sempre parlato di arte della guerra e i grandi generali sono sempre stati celebrati, magari senza troppo chiedersi se era giusto o no, come se fossero dei grandi uomini in assoluto, alla pari dei grandi artisti, Napoleone e Leonardo, 2 grandi uomini. Però qui quello che io vorrei cercare di fare con voi non sarà semplicemente raccontare come in una battaglia i comandanti danno prova di creatività o esercitano la loro intelligenza. Questo, in fondo, viene sempre fatto nella storia militare. Quello che io vorrei fare con voi è qualcosa di un po' diverso, e cioè, da un lato, naturalmente, raccontare queste battaglie, perché se si promette di parlare di Lepanto, credo che non potrei cavarmela facilmente se non vi raccontassi anche la battaglia di Lepanto. Però io vorrei qui fare anche un'altra cosa, e cioè, di ognuna di queste battaglie, che è uno scontro fra 2 eserciti o fra 2 flotte, come a Lepanto, io vorrei fermarmi con voi e riflettere un momento su come sono stati messi in piedi questi eserciti e queste flotte. Cosa voleva dire che a un certo punto poche migliaia di uomini, come a Campaldino, o 150.000 come a Lepanto e a Waterloo, si trovavano ad affrontarsi organizzati, armati in un certo modo? Com'è che quelle società avevano potuto mettere in campo delle forze del genere? Qual era tutto il tesoro di esperienza e di inventiva e di creatività che c'era alle spalle? Può darsi che ora io sia stato un po' vago nel dichiarare lo scopo, ma mi importava che fosse chiaro che uno scopo c'è al di là del puro e semplice racconto degli avvenimenti, delle battaglie, e poi forse nel concreto, esemplificando, si capirà meglio quello che più o meno ho cercato di dirvi. Cominciamo dunque da Campaldino, 1289. Campaldino è forse la meno nota fra queste 3 battaglie di cui parleremo, però penso che in molti evochi comunque ricordi scolastici, forse non tanto per la sua importanza storica, quanto per il fatto che ci ha combattuto Dante. Dante aveva una ventina d'anni al tempo di Campaldino ed era uno dei cavalieri dell'esercito fiorentino che si sono affrontati in quel giorno con l'esercito di Arezzo e dei ghibellini toscani e che hanno vinto quella battaglia. E quindi è forse più per questo che non per il significato storico dell'evento che molti di noi possono avere in mente questa battaglia, che Dante del resto, e lo vedremo, cita nella Divina Commedia più di una volta. Campaldino è un momento storicamente importante perché segna una tappa in un'evoluzione i cui risultati sentiamo ancora oggi. Il fatto cioè che in Toscana la città dominante è Firenze e non per esempio Siena o Pisa, come avrebbe potuto succedere. Campaldino è una tappa dell'affermazione dell'egemonia di Firenze, che si afferma come la più potente di tutte le altre città toscane e soffoca le altre città toscane, ed è una tappa dello scontro fra Guelfi e Ghibellini, che in Toscana si conclude sostanzialmente con il trionfo della parte guelfa su quella ghibellina. Quando si combatte a Campaldino nel 1289, che le cose stavano andando così si era già capito, in realtà. Tra i Guelfi e i Ghibellini era già abbastanza evidente che in Italia centrale stavano trionfando i Guelfi. Qui mi fermo un attimo perché mi rendo conto che da specialista di Medioevo magari do troppe cose per scontate. Cosa vuol dire Guelfi e Ghibellini? Diciamolo in 2 parole. Diciamo che nell'Italia dei comuni, in cui ogni città si era presa il potere, tutto, e si comportava come uno Stato, faceva leggi, giudicava nei processi, batteva spesso anche moneta e così via. Nell'Italia dei comuni, e dove quindi le città si combattevano fra loro e si distruggevano a vicenda, a un certo punto qualcuno aveva cominciato a pensare che forse
questa meravigliosa libertà che permetteva a ogni città di comportarsi come uno Stato indipendente, non era proprio in assoluto l'ideale. Qualcuno aveva cominciato a pensare che forse in Italia sarebbe stato meglio se fosse successo quel che succedeva in Francia, in Inghilterra, dove una monarchia imponeva un minimo di ordine, facendo pagare in cambio moltissime tasse, ben inteso. In Italia c'era un re, era l'imperatore tedesco, che giuridicamente era anche re d'Italia, e questo sulla carta non lo negava nessuno. Il problema è che ci si era abituati a che questo imperatore in Italia non ci venisse, e quando veniva ci restasse pochissimo tempo, e permettesse agli italiani di fare lo stesso tutto quello che volevano. A un certo momento nasce un partito che invece chiede all'imperatore, stiamo parlando di un secolo e mezzo prima di Campaldino, questa è una storia lunga, stiamo parlando dell'epoca di Federico Barbarossa, nasce un partito che pensa che forse l'imperatore dovrebbe invece venirci in Italia e dovrebbe, quando va via, lasciare dei suoi funzionari, collocare in ogni città un uomo di fiducia che possa assicurare un minimo di uniformità al governo del paese e impedire alle città di farsi la guerra fra loro. Quelli che sono d'accordo con questa idea, che dopo tutto l'imperatore dovrebbe regnare, a un certo punto prenderanno il nome di ghibellini. Ci sono molti altri che non sono affatto d'accordo. Ci sono molte città, specialmente le più grosse, quelle che stanno mangiando i vicini e che si stanno imponendo come dominanti nelle loro regioni, Milano, Firenze, che trovano che c'è tutto da guadagnare in questa libertà di espandersi come si vuole e c'è tutto da perdere se l'imperatore ricomincia a governare. Di conseguenza queste città si oppongono fieramente al progetto di ricostituire un regno funzionante in Italia e trovano un appoggio. Trovano l'appoggio dell'altro grande potere universale che con l'imperatore non va tanto d'accordo da un pezzo, il papato. Il papato del tutto naturalmente si propone come il protettore e il finanziatore di quelle città che non vogliono che l'imperatore torni a governare. E quindi si crea di fronte alla parte dell'impero una parte della Chiesa, che più tardi prenderà il nome di parte guelfa. Quindi lo scontro fra Guelfi e Ghibellini, di cui Campaldino è una tappa, è uno scontro fra due federazioni di città, di grandi famiglie nobili, alcune delle quali individuano nell'imperatore il loro riferimento internazionale, altre invece lo individuano nel papato e anche nella monarchia francese che col papato è strettamente alleata. Ora nel 1289, vi dicevo, spero che basti come riassunto delle lezioni di scuola per capire cosa intendiamo quando parliamo di Guelfi e Ghibellini, nel 1289, come vi dicevo, in Toscana, almeno in Toscana, a Milano no, ma in Toscana si capisce che i Guelfi stanno vincendo nettamente. Qualche altro ricordo scolastico. Nel 1266 è venuto in Italia Carlo d'Angiò, quindi un principe francese, alleato con i Guelfi e con il Papa. Ha sconfitto Manfredi alla battaglia di Benevento, si è impadronito del regno di Napoli. A partire da quel momento è chiaro che in tutta l'Italia centro-meridionale i Guelfi, la parte del Papa e la parte di Firenze, stanno prevalendo. 2 anni dopo è venuto Corradino di Svevia a tentare di risollevare la causa dei Ghibellini e dell'impero, è stato sconfitto da Carlo d'Angiò, decapitato, sconfitto alla battaglia di Tagliacozzo, 1268. Nel 69 un'altra coalizione di Ghibellini toscani è stata sconfitta dai Guelfi toscani alla battaglia di Colle Valdelsa. Sembrerebbe che non ci sia più storia, tanto che perfino Siena, che era stata ostinatamente ghibellina fino a quel momento, a un certo momento passa alla parte guelfa. Rimangono ghibelline Pisa, Arezzo, qualche nobile della montagna che non ha ancora capito come gira il vento, come i conti Guidi. Bene, nel 1289 c'è di nuovo un'occasione di scontro fra questi avanzi del partito ghibellino e i Guelfi, cappeggiati da Firenze. In Arezzo c'è una minoranza guelfa che vorrebbe buttar fuori i ghibellini, prendere il potere e portare anche Arezzo nell'alleanza guelfa. Invece i ghibellini sono abbastanza forti in città e sono loro che buttano fuori i guelfi. Questo si faceva normalmente nelle guerre interne dei comuni. La parte che perdeva le elezioni, diciamo così, di solito poteva aspettarsi di essere espulsa dalla città, di vedere i suoi palazzi rasi al suolo, i suoi beni confiscati. Per fortuna c'erano le città amiche, le città governate dai compagni di partito, per cui i guelfi espulsi da Arezzo vanno a Firenze a chiedere aiuto. E il governo di Firenze ordina a quello di Arezzo di riammettere i ghibellini.
E gli aretini sono molto perplessi perché sanno di essere più deboli. Però anche piegarsi in questo modo a un'intimazione che arriva da un'altra città vuol dire proprio aver rinunciato completamente a essere un comune degno di questo nome. Esitano. Ci si mette in mezzo il vescovo di Arezzo, che è una potenza per conto suo. I vescovi a quest'epoca spesso possiedono enormi proprietà fortificate, castelli, quindi fanno la loro politica, che non sempre è la politica del comune. Il vescovo di una città può anche litigare con il suo comune. È una potenza autonoma. Quello di Arezzo però è un ghibellino, un vecchio ghibellino, Guglielmino degli Ubertini, uno di quei vescovi che nel 200 stavano un po' passando di moda, ma che era un vescovo all'antica, di grande famiglia nobile, abituato a andare a caccia e andare in guerra quando ce n'era bisogno. Dice il cronista Dino Compagni che il vescovo di Arezzo sapeva meglio gli uffici della guerra che della Chiesa. Dicevo che stavano passando di moda perché nel 200 ormai ci sono i primi vescovi francescani, domenicani, scelti apposta perché hanno un altro background, un'altra preparazione anche spirituale, però ce ne sono ancora come Guglielmino degli Ubertini. Guglielmino degli Ubertini esita, ha una gran paura che se scoppia la guerra tra Firenze e Arezzo, il primo a andarci di mezzo sia lui, che ha dei bei castelli proprio in mezzo fra le due città, Bibbiena per esempio. Esita, cerca di mettersi d'accordo di nascosto coi fiorentini, i quali sono disposti a pagargli una grossa somma se passa dalla loro parte. Ci sono già dei banchieri che hanno già stanziato i fondi. Poi però il vescovo si rende conto che appena salterà fuori questa cosa ad Arezzo gli faranno la pelle. Nel consiglio comunale di Arezzo ci sono i suoi parenti che gli dicono guarda che c'è all'ordine del giorno l'idea se si debba ammazzarti. E dicono noi abbiamo detto che non eravamo d'accordo, o meglio se l'avessero fatto senza dircelo potevamo ancora starci. Ecco, a questo punto notate che non si inventa niente qui, questo è tutto testuale nei cronisti dell'epoca. A questo punto il vescovo di Arezzo ci ripensa e dice va bene, allora facciamo questa guerra contro i fiorentini se non c'è nient'altro da fare, aiutatemi voi a difendere i miei castelli. E quindi scoppia la guerra e i fiorentini mettono in campo un esercito e gli aretini mettono in campo un esercito e i fiorentini, che sono i più forti, decidono di invadere il territorio di Arezzo. Si trovano tutti i comandanti, i cavalieri più esperti, anche i capi mercenari che sono stati assoldati, quelli che vengono dalle città amiche che hanno portato dei contingenti di cavalieri, si trovano tutti nel battistero di Firenze e lì discutono se sia meglio fare la strada del Valdarno o fare la strada del Casentino, perché all'epoca non c'è l'idea che poi si affermerà in epoca moderna che un esercito ha un comandante e deve essere lui che decide. All'epoca sono in tanti quelli che hanno voce in capitolo, è tutto molto democratico, alla fine si vota e fra tutti i presenti in questa assemblea nel San Giovanni di Firenze vince quella parte che decide di che vuole andare per il Casentino. Vanno per il Casentino. Appena si viene a sapere, gli aretini escono con le loro forze militari e vanno a sbarrargli la strada. Si incontrano nella pianura di Poppi, proprio davanti a quel castello di Bibbiena che il vescovo voleva a tutti i costi difendere. Arrivano lì, questi due eserciti comprendono cavalleria, i fiorentini hanno qualcosa come 1500 cavalieri, quelli di Arezzo ne hanno molti meno, 800-900. Poi c'è della fanteria, conta meno in combattimento, ma c'è, sono gli artigiani delle città armati con i loro scudi di legno, con le loro picche, piantano i loro scudi di legno, perché il compito della cavalleria è di attaccare, i fanti basta che stiano fermi, se tengono la posizione è già più che sufficiente, piantano in terra i loro scudi di legno, tutti dipinti di nuovo, e questo schieramento dei fiorentini è così imponente che il vescovo di Arezzo quando arriva lo vede in lontananza e ci dicono i cronisti che il vescovo di Arezzo era miope. E quindi non capisce che cos'è, dice appunto Dino Compagni, cito a memoria, è il vescovo di Arezzo, il quale aveva corta vista, domandò, quelle che mura sono? Gli fu risposto, i pavesi degli inimici, dove i pavesi sono appunto questi enormi scudi di legno. Bene, ma che cosa vuol dire che i fiorentini avevano 1500 cavalieri e li avevano portati lì? E cosa vuol dire? Che avevano della fanteria, la quale però contava molto meno dei cavalieri, e quindi stava ferma dietro i suoi scudi. E chi erano quei cavalieri? E come erano armati? E come era stato deciso chi ci doveva andare? Perché erano organizzati così questi eserciti? Io mi rendo conto che porsi queste domande è forse un po' meno divertente che continuare a raccontare la battaglia, botte da orbi e così via. Faremo anche quello. Però noi qui, almeno, no, voi ci siete cascati, io mi sono proposto di fermarmi invece a riflettere con voi su queste cose che di solito uno non si chiede. C'è un esercito. E come mai c'è questo esercito?
quali sforzi, appunto, magari da generazioni hanno dovuto essere messi in campo perché questi eserciti potessero affrontarsi. E per esempio, perché i cavalieri? Perché nelle guerre del Medioevo sono sempre i cavalieri l'elemento che conta di più? E qui ci sono delle ragioni precise, ci sono delle ragioni tecnologiche. Perché? Questa è una società naturalmente povera, con un livello abbastanza basso di tecnologia, un mondo contadino, anche se nelle città ci sono mercanti, traffici, soldi, ma complessivamente la società medievale è una società che produce abbastanza poco surplus. Come mai i cavalieri sono quelli che contano? Ma perché i fabbri medievali nel corso dei secoli hanno migliorato straordinariamente le loro tecnologie. Sanno fabbricare non soltanto magnifiche spade, elmi, sanno fabbricare delle cotte di maglia. La cotta di maglia è un'invenzione stupefacente che permette, se è fatta bene e non pesa troppo, quindi, permette a un uomo d'armi di combattere restando abbastanza agile e di essere impenetrabile in pratica ai colpi di spada, ai colpi di lancia. Gli deve andare veramente male per essere trafitto, è più facile che lo buttino giù da cavallo, ma insomma fa una differenza enorme averla o non averla questa cotta di maglia. Una cotta di maglia è una cosa, per carità, molto pesante, 30-40 kg, ma non è che l'equipaggiamento di un soldato di oggi sia molto diverso come peso. Un uomo allenato la può usare. Dunque i fabbri medievali sanno fabbricare queste cose, che sono ideali specialmente se si combatte a cavallo. E combattere a cavallo è diventato più importante, più facile, più efficace nel Medioevo rispetto all'epoca degli antichi romani, perché gli antichi romani non avevano la staffa. Ora provate voi, stando a cavallo in sella, a dare un colpo di spada dall'alto in basso, come di solito si dava, senza avere le staffe su cui puntellarvi, oppure a caricare con la lancia in resta, e vedete cosa succede nel momento in cui, se siete bravi, la lancia colpisce l'avversario, e voi rimbalzate all'indietro. Con la staffa, invece, si può combattere a cavallo in modo straordinariamente più efficace di quanto non si potesse fare nell'antichità. Tutto questo vuol dire che c'è una forte spinta per privilegiare il combattente a cavallo. Chi può combattere a cavallo usando le staffe, usando la cotta di maglia, essendo addestrato a usare queste cose naturalmente, è enormemente più efficace che non uno che combatte a piedi, armato al modo tradizionale con lancia e scudo o magari con arco e frecce. Ci vogliono anche dei cavalli fatti apposta per questo però. Pensate a un cavallo che deve portare un cavaliere con l'armatura e deve portarlo in combattimento a scontrarsi fisicamente con gli altri, cosa che ai cavalli non piace per niente, essendo animali molto intelligenti. I cavalli vanno addestrati, vanno allevati apposta. Ci vogliono dei cavalli di una razza particolare, capaci di portare questo peso e addestrati per fare la guerra, esattamente come l'uomo che li cavalca deve essere addestrato per fare la guerra. Ebbene, gli allevatori medievali, che in altri campi non sono tanto avanti, per cui sembra di capire, gli archeologi ci dicono che il bestiame in genere è un po' più piccolo del bestiame antico, un po' più patito, c'è meno foraggio anche, ecco. Invece i cavalli sono formidabili, sui cavalli c'è un grosso investimento e i cavalieri hanno dei cavalli degni di loro. Ma tutto questo costa immensamente. La cotta di maglia, l'equipaggiamento di armi di un cavaliere costa come una mandria di buoi. Un cavallo da guerra addestrato costa come 15 ronzini adatti soltanto a portare le somme. C'è la stessa differenza che c'è tra una Ferrari Testarossa e la 500 usata come prezzo. Un cavaliere armato significa un enorme accumulo di ricchezza che è stata investita per armarlo. Oltre al fatto che lui deve fare quello tutta la vita, deve cominciare già da bambino, deve essere uno che non ha perso tempo a zappare i campi o a stare in bottega, naturalmente. Allora, già a partire dall'epoca di Carlo Magno, chi comanda nella società medievale si rende conto che è molto meglio avere pochi cavalieri molto ben armati piuttosto che non una marmaglia a piedi. La marmaglia a piedi ci sarebbe e non costa molto perché tutti i re hanno il diritto di convocare la gente per fare la guerra. Nel Medioevo questa è una cosa poco nota, ma c'è assolutamente l'idea che le persone devono combattere per difendere il loro paese, per difendere il loro popolo, la loro comunità, tutti. Però già al tempo di Carlo Magno ci si accorge che far venire tutti quanti a piedi, anche i poveri, non serve mica molto. Carlo Magno a un certo punto fa una legge dove dice: chi viene per piacere non porti solo il bastone, almeno arco e frecce, perché quelli che vengono con solo il bastone non ci servono più. Ma quello che conta sono i cavalieri.
E come fare per averne un certo numero? Ci vogliono 50 famiglie contadine che lavorano per produrre abbastanza surplus da poter armare e mantenere un cavaliere. Qual è il modo più efficace in una società dove circola abbastanza poco denaro? Ebbene, è di concedere terra a delle famiglie, persone di fiducia. La terra è la ricchezza principale anche dei re, dei governi. Allora, se io, che sono il sovrano, concedo terra a una famiglia di persone di fiducia, magari persone che hanno già una certa ricchezza per conto loro, conosciute, e gli dico, in cambio di questa terra che io vi do in feudo, voi però mi fornite un cavaliere armato di tutto punto ogni volta che devo fare la guerra, ecco, questo è il modo più razionale per usare le grandi proprietà terriere di cui un sovrano dispone. E dunque i re del Medioevo mettono in piedi la società feudale. La società feudale, quando c'erano altri rumori a nascondere, evidentemente, e non c'erano neanche i microfoni d'altra parte però, la società feudale significa sostanzialmente questo, detto proprio molto all'ingrosso, un meccanismo che permette a un re di sapere che quando deve fare la guerra ci sono 500, 1000, 1500 cavalieri nel suo regno, dipende da quanto è grande questo regno, i quali sono mantenuti stabilmente allo scopo di essere pronti quando c'è da fare la guerra. Su questo si reggono le monarchie feudali, per questo gli eserciti sono fatti essenzialmente di cavalieri, da pochi cavalieri. Le grandi battaglie del Medioevo, in cui un re si gioca a volte il suo regno e la pelle, come Manfredi quando combatté contro Carlo d'Angiò a Benevento, o Corradino 2 anni dopo a Tagliacozzo, bene, queste battaglie vengono combattute con 2000 cavalieri per parte, perché un regno non riesce a metterne in campo molti di più, talmente tanto costa. Quanto alla gente a piedi, venga pure, fa comodo. Le comunità contadine mettono a disposizione degli uomini, porteranno i carri con il foraggio, con i rifornimenti e poi se arrivano con scudo e lancia sono comodi anche loro, si mettono lì fermi e la cavalleria sa che c'è una zona sicura, se le cose vanno male si può arretrare, la fanteria ti copre, hanno anche gli arcieri, qualcosa fanno, quindi vengano pure. Tutti gli eserciti medievali hanno una numerosa fanteria. In genere i cronisti che ce li descrivono, questi eserciti, ci dicono con la massima precisione c'erano 750 cavalieri e moltissimi fanti. Perché tanto, appunto, vanno all'ingrosso. Sono poi anche quelli che vengono ammazzati più facilmente quando le cose vanno male, perché bene o male i cavalieri sono a cavallo, sono armati. Bene, ma è questa la situazione a Campaldino? No, questa è solo la premessa. Questo è ciò che succedeva fino ai tempi dei bisnonni. Ma Campaldino è una battaglia che si combatte fra due eserciti cittadini. Fra gli eserciti di due comuni, in realtà di molti di più, perché poi ognuno ha chiamato gli aiuti dalle altre città guelfe e dalle altre città ghibelline. E allora nei comuni era cambiato qualcosa. Perché nei comuni, rispetto a ciò che succedeva nel mondo delle campagne medievali, fino a quel momento, girano molti più soldi, c'è molto più commercio, ci sono molti più traffici, c'è molta più gente che si arricchisce appunto con il commercio, ancora di più, bisogna confessarlo, con l'usura, con il prestito, perché in un'economia che cresce, succede ancora oggi, insomma, il capitale è fondamentale e quando ce n'è poco poter accedere al credito è una cosa fondamentale, quindi chi ha fatto un po' di soldi poi in genere li moltiplica prestandoli a usura. Dunque mercanti, finanzieri, gente che sta in città, gente che traffica, che fa i soldi, molta gente che fa i soldi, molta di più di quanta ce ne fosse nelle campagne tradizionali, prima che le città ricominciassero a svilupparsi, che l'economia ricominciasse a crescere, più o meno dopo l'anno 1000. Cosa fanno di tutti questi soldi i mercanti e gli usurai e i finanzieri che si sono arricchiti? Se fossero imprenditori di oggi, almeno ufficialmente la risposta corretta è li reinvestono e la loro attività cresce. Un po' reinvestono naturalmente, perché noi sappiamo che l'economia medievale è un'economia in crescita, secoli e secoli di crescita sostenuta. Campaldino avviene verso la fine di un'epoca in cui da secoli l'economia cresce e la gente lo sa, se ne è accorta benissimo, c'è un ottimismo diffuso, un'intraprendenza diffusa che sono molto caratteristiche del mondo basso medievale, anche se noi magari ci immaginiamo che fossero secoli bui invece. Non è così. Cosa fanno dunque quelli che si sono arricchiti? Qualcosa reinvestono, ma poi non si sa mai. La terra è un bene che dura,
l'investimento fatto nel carico di spezie o di tessuti, se poi va male, se la nave affonda, se arrivano i briganti. Invece la terra, una volta che l'hai comprata, dura, e del resto la gente che conta, il re, il conte, il vescovo, i nobili, quelli, la loro ricchezza in cosa consiste? In casse piene di denaro? No, consiste in terra e contadini che lavorano per loro. Dunque anche i cittadini che hanno fatto i soldi cominciano a comprare la terra. E cos'altro possono comprare che gli dia l'impressione che sono davvero arrivati? Quando è che un mercante cittadino può dire veramente sì, adesso io non devo più togliermi il cappello davanti al conte Guido Guidi, per esempio, o a quegli altri nobili di campagna che stanno nei loro castelli, comandano i contadini, compro terra innanzitutto, certo, naturalmente, ma poi cos'altro posso comprare che mi renda simile a loro? E la risposta è cavalli e armi. Perché quello che veramente contraddistingue il nobile, chi è il nobile? Il nobile è quello che ha dei feudi concessi dal re o dal conte o dal vescovo per potersi mantenere come un cavaliere. I contadini lavorano e si sporcano le mani, il cavaliere comanda i suoi contadini e si allena tutto il giorno e fa la guerra quando il suo signore lo chiama. Noi siamo abituati a pensare che la nobiltà voglia dire discendere da antenati antichissimi. Nell'epoca di cui parliamo non era tanto così. Non c'era mica nessuno che si potesse ricordare di grandi genealogie antiche, sì, vaghe. Ricordate Dante, cacciaguida. Io avevo un antenato che è stato alle crociate e, chi se lo ricorda vedrà che stiamo arrivando esattamente al punto, e che era cavaliere. Tutta la fierezza di Dante è che il suo antenato era cavaliere. E dunque, gli antenati sono una bella cosa se ci sono, ma se non ci sono, chi ha fatto i soldi compra i cavalli, compra le armi, comincia a imparare un po' a usarli, soprattutto insegna ai figli a usarli, perché ci vuole una generazione o due perché queste cose funzionino. Il figlio non va più a bottega, ma va con i giovani eleganti alle feste, ai tornei, magari lo invitano storcendo un po' la bocca, però ha tanti soldi e comunque sa andare a cavallo, sa usare le armi, sa fare il torneo, e dunque lo invitano. E a quel punto quello è un nobile. Chi era nobile già dalla generazione precedente lo guarda dall'alto in basso, la brava gente qualunque lo accetta come un nobile. E più nobile di così va in giro a cavallo e fa i tornei. Notate che noi abbiamo processi nell'Italia, nei comuni italiani, in cui c'è gente che dice io sono nobile e dunque ho diritto a certi privilegi. C'è un processo famoso ad Arezzo proprio, pochi anni prima di Campaldino credo, in cui i monaci di un'abbazia di Arezzo rivendicano la proprietà di un uomo dicendo quello lì è un nostro servo, è una famiglia di nostri servi, suo nonno era nostro servo, solo che intanto quest'uomo ha fatto i soldi, già il babbo ha fatto i soldi, e quest'uomo va in giro a cavallo, fa i tornei ed è considerato un cavaliere. E c'è un processo in cui si chiama la gente per decidere, e la gente dice ma quello lì è un nobile, certo, l'abbiamo visto tutti fare il torneo. E dunque anche gli eserciti dei comuni, per mettere in campo della cavalleria, si devono basare innanzitutto sul fatto che loro hanno tanti cittadini che hanno i cavalli, hanno le armi, se li sono comprati. Non hanno dovuto aspettare che ci fosse un sovrano che gli dava un feudo. Si sono fatti da sé e sono diventati però a tutti gli effetti cavalieri. E quando c'è da fare la guerra, tutto sommato, a guardarli, tutti schierati con le loro cotte di maglia, le loro insegne, i loro scudi con lo stemma, non è che li distingue dai cavalieri messi in campo dal re di Francia o dal re normanno dell'Italia meridionale, che sono, uno potrebbe dire, veri nobili. No, è la stessa cosa in fondo, sono tutti cavalieri. All'estero ci guardano un po' dall'alto in basso, va detto, perché ci sono testimonianze, per esempio tedesche, che dicono sì, gli italiani, lì appena uno, un artigiano, uno che si è sporcato le mani tutta la vita, ha i soldi, subito diventa cavaliere, e il sottinteso è che l'Italia è un paese un po' strano, e anche un po' spregevole tutto sommato, pensano, nell'ambiente della corte imperiale, ecco. Però questo è quello che succede. E siccome di gente che ha fatto i soldi ce n'è tanta, accade quest'altra cosa miracolosa, che, come vi dicevo, l'imperatore, quando deve venire in Italia con un grande esercito e costringe tutti i principi e i vescovi tedeschi a mettergli a disposizione le loro clientele di vassalli armati, alla fine conta e se ha 1500 cavalieri va bene. Perché, come vi ripeto, una società rurale fa un'enorme fatica a mantenere dei cavalieri con quel che costano. 1500 cavalieri sono un esercito.
Ma Firenze, da sola, se ne vuole mettere in campo 500 o 600, non ci mette niente. E 4 o 5 buone città alleate mettono in campo facilmente un esercito più grande di quello dell'imperatore, proprio perché i loro cavalieri sono, rispecchiano la ricchezza che circola in città. E poi però c'è ancora un altro fatto, che dopo tutto sì, abbiamo detto, il mercante che si è arricchito può decidere di investire i suoi soldi nella scalata alla nobiltà e quindi far sposare il figlio magari alla figlia di un cavaliere e comprargli i cavalli, le armi, mantenerlo a fare i tornei. Ma non è poi detto che sia obbligato, naturalmente. C'è anche tanta gente che ha fatto i soldi e che magari non c'è ancora arrivata a decidere di fare questa cosa. A un certo momento i governi comunali si rendono conto di questo fatto. Si rendono conto che in città, diciamo, va bene, ci sono quelle 500-600 persone che si sa che gli piace farsi chiamare i cavalieri e quindi hanno i cavalli e le armi e loro quando c'è da fare la guerra su loro si può contare. Ma ci stanno anche tanti bottegai che si sa che i soldi li avrebbero e però non l'hanno ancora fatto questo passo di trasformarsi in cavalieri. Ma fare la guerra è una cosa importante, fare la guerra è una cosa decisiva. Ottimizzare le risorse per la guerra è uno scopo di tutti i governi, anche dei governi delle città italiane del Medioevo. E allora a un certo momento, nessuno potrebbe dire chi ha cominciato, ma al tempo di Campaldino succede già dappertutto. In tutte le città è passato questo principio. C'è poco da fare. Chi ha abbastanza soldi e si potrebbe permettere un cavallo da guerra, lo deve avere. Lo deve avere e lo deve mettere a disposizione del comune. E quando il comune fa la guerra, deve venire questo cavallo con un cavaliere sopra. Se ci va sopra il padrone, benissimo. Vuole trovarsi un mercenario, che però sappia farlo il mestiere, va bene lo stesso. La cosa più difficile sono i cavalli. I cavalli sono la cosa più cara in assoluto e muoiono, insomma, non ce n'è mai abbastanza. E allora, poi in tutti i comuni italiani passa il principio che chi ha un livello di reddito sufficiente deve tenere un cavallo da guerra per il comune. E voi capite le implicazioni? Le implicazioni sono sbalorditive per la mentalità di allora. Il comune ha il diritto di chiedere alla gente quanto guadagna. Il governo vuole sapere quanto guadagnano gli imprenditori e vuole poter dire tu sei abbastanza ricco, ti mettiamo nella lista di quelli che devono avere il cavallo. Vedete anche voi quante cose possono venire fuori da questa intuizione che un qualche assessore ha avuto a un certo punto, non c'erano gli assessori in realtà, ma insomma un governo comunale ha avuto e che in tutte le città si è poi diffuso. Ed ecco che quindi gli eserciti che si affrontano a Campaldino sono composti innanzitutto da cavalieri, ma se noi andiamo a vedere chi sono questi cavalieri, molti sono quelli che in città sono abituati ormai a chiamarsi nobili, perché è già il nonno o il bisnonno quello che ha fatto i soldi col traffico, con l'usura, e ormai i nipoti tutti li conoscono come cavalieri. Ci sono quelli che non sono proprio di quell'ambiente, ma vorrebbero esserlo. Dante è di nuovo un perfetto esempio. Dante è uno di famiglia relativamente modesta, però, insomma, i mezzi per armarsi li ha, e in famiglia c'è questa tradizione che un antenato è stato alle crociate. E quindi anche noi, anche se non siamo purtroppo i Cavalcanti o i Brunelleschi o i Donati, siamo molto al di sotto come livello, però anche noi alighieri in guerra ci andiamo col cavallo e l'armatura. E poi ci sono tutti quelli che magari non ci andrebbero, ma che il governo li costringe ad andarci. Li costringe a tenere i cavalli e a quel punto ci vanno loro o trovano un sostituto. E questa è la cavalleria delle città italiane. Come vedete, questo è il punto a cui volevo arrivare, il modo in cui si è messo in campo questo esercito è totalmente diverso dal modo in cui lo metteva in campo l'imperatore o un qualunque re europeo, che si basava sulle concessioni di feudi e sull'esistenza quindi di una nobiltà ereditaria, di cavalieri che avevano questi feudi e di padre in figlio, è tutto diverso. Ma il risultato poi è lo stesso, un esercito di cavalieri, perché quello offre la tecnologia che loro hanno a disposizione in quel momento. Quello è il modo più efficiente per fare la guerra. E la gente a piedi? Tutti questi famosi fanti con i loro pavesi che da lontano al vescovo di Arezzo, che era miope, sembravano le mura di una città, quelli chi sono? E quelli sono tutti gli altri cittadini, perché comunque c'è il principio che se tu fai parte di una comunità sei tenuto a combattere quando c'è la guerra. Questo vale per tutti. Se sei un contadino
suddito di un signore che dal castello comanda, però il signore ha il diritto di dirti: guarda che devo fare la guerra, quindi mandatemi degli uomini, dei cavalli, dei mezzi, dei carri. È un dovere. Tanto più per i cittadini di un libero comune, i quali vivono in un sistema relativamente democratico. Fine 200 è forse il momento in cui tocca il massimo l'allargamento, diciamo fra virgolette, democratico dei comuni italiani, per cui chiunque abiti in città, sia padrone di una casa e di una bottega, di un'attività comunque, e quindi paghi le tasse, ebbene ha diritto di voto, o può essere sorteggiato per certi uffici del comune e così via. Per il Medioevo è una realtà decisamente larga. Ebbene, cosa fa quando c'è la guerra? Il venditore di formaggio, il bottegaio all'angolo, il ciabattino, anche lui deve andare. E improvvisa? No che non può improvvisare. Anche lì, nelle città medievali, chiunque fosse un cittadino a pieno titolo, quindi diciamo un piccolissimo imprenditore perlomeno, padrone di casa, con una famiglia, qualche domestico, un apprendista, una bottega, dei soldi, ebbene aveva anche le armi in casa. Tutti avevano le armi in casa. Normalmente lo scudo, la lancia, magari un elmetto se te lo sei potuto comprare, oppure se ti piace la balestra, perché per chi vuole divertirsi c'è la balestra, costa di più, però tutti se la possono permettere, e la balestra è un'arma da lancio, naturalmente bisogna imparare a usarla. E saperla usare è una cosa che viene incoraggiata. Si fanno le gare, ci sono le associazioni per l'uso della balestra, in modo che quando c'è da fare la guerra un certo numero di cittadini chiudono bottega, prendono la balestra e vanno in guerra con l'esercito del comune. E gli altri vanno appunto con la lancia, la picca in spalla e lo scudo di legno appeso dietro, e basta come armamento molto probabilmente, e non vanno certo individualmente, perché questa è una società collettivista, è una società dove un uomo fa sempre parte di organizzazioni, gruppi, società, associazioni e così via. Se tu vai in guerra è perché nel tuo quartiere tutte le domeniche ci si addestra tutti insieme, tutti vicini, a usare la picca e lo scudo, si fa un minimo di addestramento, e quando si va in guerra si va tutti insieme, tutti quelli dell'associazione di quartiere, oppure tutti quelli dell'associazione dei ciabattini. E tutte queste associazioni naturalmente sono benedette, hanno un rapporto con la parrocchia, il parroco li benedice prima di andare, e hanno le loro insegne che possono ricordare sia l'insegna cittadina, a Firenze sarà il Giglio, sia la croce, visto che siamo pur sempre i Guelfi, e cioè il partito di Santa Chiesa, o magari anche le insegne dell'associazione del quartiere, del santo del quartiere. Cioè fare la guerra vuol dire continuare a fare ciò che si faceva prima, il cittadino. Il cittadino fra i suoi obblighi ha fare il suo mestiere, tenere bottega aperta, far parte di una confraternita, far parte di una parrocchia, fa delle elemosine, fa parte di altri tipi di associazioni di mestiere, fa politica attraverso queste associazioni e fa la guerra tramite le compagnie organizzate per questo. Dunque questi sono eserciti essenzialmente di popolo, se vogliamo chiamarli così, e l'intera comunità di un comune cittadino che mette in gioco la sua pelle per fare la guerra quando ce n'è bisogno. Noi potremmo pensare che di conseguenza la facessero di rado, invece la facevano abbastanza spesso. È evidente che a fare la guerra c'era anche da guadagnare. Specialmente i più grossi avevano da guadagnare, quelli che rischiavano di meno la pelle, i cavalieri. Loro avevano da guadagnare parecchio. Il bottino, quando le cose andavano bene, lo facevano loro. La guerra all'epoca si faceva non necessariamente andando a cercare la battaglia quando proprio le cose erano inevitabili, ma altrimenti la guerra si faceva entrando nel paese del nemico e portando via tutto, portando via il bestiame, devastando naturalmente, tagliando le vigne, tagliando gli ulivi, ma poi portando via tutto quello che si trovava, costringendo i contadini a tirar fuori i soldi nascosti sotto la mattonella. Si tornava a casa arricchiti. Se c'era un combattimento e andava bene, i cavalieri di solito fra loro non si ammazzavano, per un ottimo motivo, che era onorevole e ufficialmente previsto dalle regole della cavalleria, che chi era stato sconfitto e catturato pagasse un riscatto. E si negoziava questo riscatto, il prigioniero scriveva a casa, la moglie raccoglieva i soldi, prendeva il prestito dal banchiere, mandava i soldi, e chi aveva catturato un prigioniero si arricchiva, oltre a tenersi le sue armi, il suo cavallo e così via. Dunque la guerra poteva essere un grosso affare, specialmente per i cavalieri. La pelle, lo abbiamo detto, non la rischiavano poi troppo, per quanto poteva succedere, a Campaldino succede, lo vedremo. Rischiavano il cavallo, perché i cavalli sono vulnerabili, i cavalli sono fragili. In battaglia, nello scontro,
Prima di ammazzare il cavaliere in armatura ce ne vuole, ma il cavallo per storpiarlo, rovinarlo, non ci vuole niente. Lo sapevano bene, e siccome i cavalieri erano, come avete capito, il ceto dirigente del comune, i più ricchi della città, quelli che avevano più mezzi, e che quindi badavano anche a far passare le leggi che facevano comodo a loro, in tutti i comuni c'erano precise leggi che dicevano: se un cavaliere perde un cavallo combattendo o comunque durante una campagna militare, una spedizione al servizio della città, ha diritto al risarcimento. Lui dichiara il valore della cavalcatura che ha perso e viene pagato in contanti. Quindi tranquilli da quel punto di vista lì, si può andare in guerra effettivamente. È un grandioso affare anche, ma è anche un regolamento di conti. Quando si arriva alla battaglia è perché davvero non se ne può più, davvero si è arrivati al punto in cui, diciamo come nei film western, qui non c'è più spazio per tutti e due, uno dei due deve cedere. E questo è quello che succede a Campaldino a un certo punto. Campaldino è l'ultimo tentativo degli Aretini e dei ghibellini toscani in genere di contestare il predominio dei fiorentini e del partito guelfo in Toscana. È un tentativo perdente fin dall'inizio, lo si capisce. Infatti i cronisti dell'epoca ci fanno leggere fra le righe il fatto che gli Aretini erano molto in dubbio e che i fiorentini invece erano molto convinti di andare a fare questa guerra. Però non si sa mai. In una battaglia di cavalieri che vede non grandi eserciti, avete visto, poche centinaia di uomini per parte, chissà, può succedere di tutto. I fiorentini avevano tanta cavalleria, ma erano appunto in gran parte mercanti che avevano fatto i soldi da poco. Gli Aretini avevano più nobili di antica data, più gente che pensava di essere specialmente capace di fare la guerra, perché già i bisnonni la facevano. Gli Aretini si fidano sul fatto di essere più bravi, di essere più coraggiosi e che anche se sono molti meno potrebbero anche farcela. E in ogni caso non hanno scelta, perché se accettano il diktat di Firenze perdono la loro autonomia politica. E dunque escono da Arezzo, avanzano nel Casentino, vanno a schierarsi anche loro nella piana di Poppi, e quel giorno, l'11 giugno del 1289, a un certo punto questi due eserciti si trovano di fronte. E i comandanti, almeno questo è quello che ci raccontano dopo i cronisti, hanno tutto il tempo di passare a cavallo davanti alle schiere. Sono piccole queste schiere, 1500 cavalieri, d'accordo, sono tanti, ma mettili su alcune file, è un fronte di poche centinaia di metri. Le battaglie medievali sono piccolissime rispetto a quelle dell'epoca moderna e contemporanea. E prima che il nemico che hai avvistato in lontananza sia abbastanza vicino da essere pericoloso, c'è tutto il tempo di guardarlo, di ragionare, di organizzarsi, di aver paura, di cercare di superarla. Dante, per esempio, avrebbe raccontato in una lettera che è andata perduta ma che fu vista dal suo biografo Leonardo Bruni nel Rinascimento, Dante avrebbe raccontato che all'inizio di quella battaglia di paura ne aveva avuta, perché gli Aretini venivano avanti, erano dei bei cavalieri, erano di meno ma erano belli e facevano paura. E dunque la battaglia è una battaglia che a questo punto si risolve con i mezzi tecnologici a disposizione. Chi le risolverà? I cavalieri. I fanti cosa possono fare? Star fermi e tener duro. Stanno tutti schierati dietro i loro scudi, hanno delle lunghe picche, è difficile che la cavalleria gli venga dentro proprio in pieno. Certo, però nel disordine di una battaglia può succedere di tutto, e se il fronte dei fanti schierati con i loro scudi e le loro picche si rompe, se i cavalieri nemici ci entrano in mezzo, allora cosa succede? Succede che scappano tutti a gambe levate, naturalmente, vengono massacrati. Quindi i fanti sono stati addestrati a una cosa sola: stare fermi lì, la prima fila magari in ginocchio, le picche ben piantate nel terreno, e sperare che il nemico non gli venga addosso. Ci verranno semmai i nostri a ritirarsi dietro, a rifugiarsi, a riposarsi un po', un gruppo per volta, perché i cavalieri sono divisi in gruppi. Non è che le battaglie medievali siano fatte da barbari che si buttano gli uni contro gli altri urlando e tutto finisce lì. Sono battaglie anzi che hanno una loro regia. I cavalieri sono divisi in gruppi, anche loro in base alla città di provenienza, ogni famiglia con i suoi cavalieri, con i suoi vicini, con i suoi amici, con bandiere comuni. Le bandiere sono importantissime perché nel caos, nel disordine, nella polvere, tutto quello che uno può capire della battaglia è: devo star vicino alla mia bandiera. Lì ci sono gli altri, lì c'è il mio comandante, quindi le bandiere hanno un'importanza fondamentale, è pieno di bandiere. Ogni 10, 15, 20 cavalieri sono un'unità con una loro insegna riconoscibile. E i comandanti decidono. Si va dentro con un primo gruppo, gli altri di riserva, e poi si vede
Vediamo un po' come va la prima mischia, se i nostri arretrano se ne mandano dentro degli altri, anche il nemico ne manderà dentro degli altri pian piano. Un gruppo può provare a fare il giro, se riuscissero a prenderli di fianco, allora è la volta che li freghiamo. Però bisogna avere occhio, calcolare bene, perché se si fa il giro troppo largo rischia di finire tutto prima che siano arrivati. E il momento di lanciarsi dentro va calcolato, di nuovo, con occhio, perché se si parte da troppo lontano e i cavalli arrivano spompati, non va bene. Dunque sono battaglie calcolate, ripeto, con una loro regia. Gli aretini attaccano, perché stanno giocandosi il tutto per tutto. Mandano dentro la maggioranza dei loro cavalieri, dall'una parte e dall'altra si sono messi in prima fila soprattutto i giovani, quelli che hanno più voglia di far vedere chi sono, quelli che ancora non hanno dimostrato agli occhi di tutti che sono, per usare un'espressione di un altro cronista italiano del Trecento, che non parla di questo, parla di un altro scontro, ma vale la pena lo stesso di usare questa espressione. Questo cronista, che è l'anonimo romano, quando parla di un guerriero che vuol far vedere, insomma, quello che vale, dice: ora si vedrà chi è figlio di buona mamma. Ecco, questo è quello che pensano tutti. I giovani, per esortarli ancora di più a far vedere il loro coraggio, qualcuno è stato armato cavaliere, con la cerimonia solenne che fa di lui un privilegiato, con dei diritti speciali, non soltanto uno che ha le armi e i cavalli, ma un vero nobile. Ecco, si è fatta questa cerimonia sul campo di battaglia, quel mattino stesso. È chiaro che chi è stato armato cavaliere quel mattino davanti a tutti farà vedere chi è. E dunque gli aretini vengono dentro con la maggioranza dei loro cavalieri, e invece i fiorentini hanno mandato avanti una forza più ristretta, 150 cavalieri. Dante, sempre secondo quella famosa lettera che è perduta, ma sembra proprio che ci fosse, era fra quei 150, il primo gruppo che si è preso la botta dell'attacco degli aretini, che erano di più e che si stavano giocando il tutto per tutto. Risultato, i fiorentini arretrano. È lì che Dante dice: per un momento ho pensato che andasse a finire molto male e ho avuto paura. Naturalmente i comandanti ci sono per un motivo, sono lì per gestire la situazione e mandare dentro rinforzi. Mandano dentro rinforzi un po' per volta, e un po' per volta lo slancio degli aretini si spegne. I cavalieri non caricano tutti su un'unica linea, naturalmente, caricano in massa, molte file, i più coraggiosi davanti, perché all'inizio sono gli unici che rischiano davvero qualcosa, quelli della prima fila. Gli altri dietro devono solo spingere. Se va tutto bene non rischiano niente. Sono poi quelli che perdono quando scappano che rischiano di essere raggiunti e ammazzati, ma finché c'è la mischia sono solo quelli in prima fila che rischiano davvero, che prendono le botte. E gli aretini hanno attaccato con tanto impeto, dicono i cronisti, che i primi della fila sono finiti in mezzo alla schiera dei fiorentini, cosa che di solito non succedeva, per cui anche dei fiorentini che stavano in quarta fila di colpo si sono trovati il nemico davanti e qualcuno è stato ammazzato in un posto dove sembrava che non si dovesse rischiare assolutamente niente di solito. Questo per dire quanto era stata forte e impetuosa questa carica dei ghibellini, degli aretini. Poi però lentamente i numeri contano, i fiorentini sono di più. Da tutte e due le parti la fanteria è ferma dietro i suoi scudi e i balestrieri sono lì che lanciano, cercando di colpire di più il nemico, ovviamente. Quando c'è la mischia sarà difficile, ma finché si stavano ancora avvicinando tirano. E poi in realtà i cronisti ci dicono che tirano anche dopo. Finché ci sono frecce, quelli con le balestre tirano grosso modo in direzione del nemico. L'aria è piena di queste quadrelle, come si chiamano, che possono fare un po' male quelle a un cavaliere quando lo prendono. Quelle sì, se lo prendono con l'angolatura giusta, possono perforare anche la cotta di maglia. E poi la battaglia va avanti e pian piano gli aretini vengono respinti indietro tanto che si finisce in mezzo ai loro fanti, e i loro fanti rischiano di essere travolti da questa massa di cavalieri che, combattendo ormai con le spade, perché le lance sono rotte da un bel pezzo e quindi ormai si combatte con le spade, si spingono in mezzo ai fanti. Certi fanti, coraggiosi evidentemente, si buttano per terra e da sotto con i coltelli squarciano la pancia ai cavalli dei cavalieri fiorentini. Polvere che non ci si vede niente, urla, frastuono, non si capisce niente se non stiamo vicini alla bandiera. A un certo momento i fiorentini hanno una riserva in più. Hanno i cavalieri pistoiesi. Pistoia in quel momento aveva un podestà fiorentino, Corso Donati, che comanda quindi questo gruppo di forse 300 cavalieri pistoiesi. Loro sono rimasti di riserva. Loro, quando ormai gli aretini hanno impegnato tutte le loro forze, fanno il giro sul fianco, li investono sul fianco. E a quel punto gli aretini vanno in rotta. Ho detto prima, ho insistito forse un po' troppo su questo fatto che nelle battaglie medievali non si moriva facilmente. In realtà, quando una battaglia si trasforma in una rotta e uno dei due eserciti è veramente sbaragliato e messo in fuga, allora lì si rischia che qualcuno muoia, e anche tanti.
I cronisti ci dicono una cosa particolare: ci sono stati tanti morti perché i fiorentini avevano anche dei mercenari. E già, questa è una novità che non vi ho detto, perché vi ho parlato di questi eserciti di popolo che rispecchiano la comunità cittadina. Però non vi ho detto che in questi anni siamo un po' verso la fine di quest'epoca delle città che mettono in campo eserciti formati dai loro cittadini. Siamo un po' verso la fine perché, appunto, quelli che si divertono a farla, la guerra, tutto sommato non sono più così tanti, e c'è tanta gente che ormai è agiata, ha dei traffici importanti e preferirebbe stare a casa e continuare a lavorare. C'è un po' questa mentalità che sta cominciando a venire fuori. E allora di tutti quei soldi che sono disponibili in città, i governi stanno cominciando a pensare se non si possono fare anche degli altri usi. Oltre a costringere i cittadini stessi ad armarsi, forse con i soldi delle tasse si potrebbero pagare dei mercenari. E i mercenari si trovano, il mondo è pieno di nobili impoveriti che una cosa sanno fare, la guerra, e quindi sono disposti a prestare servizio per chi li paga. La grande epoca dei mercenari sarà poi il 300, il 400, ma già in quest'epoca qui si comincia a sentirne parlare. Firenze ha investito dei soldi anche per prendere dei mercenari, e i mercenari non sono dilettanti prestati dalla vita civile e non sono, come dire, cavalieri che vogliono farsi vedere in tutto il loro splendore e la loro bellezza per essere omaggiati e riveriti dai concittadini. Sono gente dura che fa la guerra esclusivamente per guadagnare, per vincere, e ci dicono sempre i cronisti dell'epoca, sono loro che ci raccontano queste cose, altrimenti non le sapremmo. Ecco, i mercenari, loro sapevano che quando il nemico scappa non è il momento di dire abbiamo vinto e andare a festeggiare, ma è il momento di inseguire, massacrare, far bottino. E dunque gli aretini vengono inseguiti per tutto il pomeriggio, la sera, la notte, moltissimi morti, moltissimi prigionieri anche. Muore fra gli altri il vescovo Guglielmino degli Ubertini, quello che aveva cercato fino all'ultimo di evitare la cosa accordandosi con i fiorentini e poi però aveva visto che non ce la poteva fare e dunque era sceso in guerra anche lui con i suoi cavalieri, con i suoi vassalli, e c'è rimasto anche lui. Muore Bonconte da Montefeltro, uno dei comandanti aretini. E perché vi cito Bonconte da Montefeltro? Perché vedo fra l'altro che il mio tempo sta finendo e mi avvio a chiudere, anche perché vorremmo lasciare qualche minuto per delle domande eventualmente. Bonconte da Montefeltro è importante forse per un unico motivo, che Dante sapeva bene chi era, lo conosceva bene, è rimasto colpito dalla sua morte. Dante ha combattuto dalla parte dei vincitori in quella battaglia. E Buonconte da Montefeltro, uno dei comandanti dell'esercito ghibellino, è scomparso nella battaglia di Campaldino durante l'inseguimento e non è mai più stato ritrovato. E Dante a un certo punto, nella commedia, decide di provare a immaginarsi cosa gli è successo. Anche questa, se volete, è creatività che nasce dalla guerra, anche se un po' diversa da quella che di solito così ci immaginiamo. Siamo nel Purgatorio, canto quinto. Purgatorio, Buonconte è un nemico, è un ghibellino, nemico della Santa Chiesa, però era un nobile cavaliere, era un grande soldato, un uomo ben conosciuto, è morto in una disfatta, scomparso per sempre. Dante, non dico che si sarà chiesto magari l'ho ammazzato io, non vorrei romanticheggiare troppo, c'è questo rischio, però certamente è rimasto colpito dal suo destino e ha voluto riscattarlo da questo destino. E lo incontra dunque, Dante nel Purgatorio incontra Buonconte. Io fui di Montefeltro, io son Buonconte. Altri versi che non citiamo, e poi Dante gli parla. E io a lui, qual forza o qual ventura ti traviossi fuor di Campaldino che non si seppe mai tua sepoltura? Cioè, cosa ti è successo? Che sei andato a finire così lontano e il tuo corpo non è mai più stato ritrovato. Oh, rispose egli, a piede del Casentino traversa un'acqua, un fiume, che ha nome l'Archiano, che sovra l'Ermo nasce in Appennino. Là ove il vocabol suo diventa vano, arrivai io, forato nella gola, fuggendo a piede e sanguinando il piano, cioè insanguinando la pianura dove lui si muoveva. A piedi, ferito alla gola, moribondo. Dante se lo sta immaginando.
Nessuno sa cosa è successo a Buonconte, ma Dante sa cosa poteva succedere a un cavaliere che veniva ferito e inseguito dai nemici, aveva perso il cavallo e che poi se ne andava a morire chissà dove. Quivi perdei la vista e la parola. Nel nome di Maria finii, e quivi caddi e rimase la mia carne sola. E cioè è cieco, non può più parlare, ma può ancora rivolgersi a Maria e alzare un'ultima invocazione alla Vergine. E questo è quello che lo salva, evidentemente. Quest'unico istante, teologicamente non fa una grinza, è sufficiente per salvarlo. Rimane la mia carne sola, cioè il cadavere, il corpo, perché l'anima parte. E il diavolo vorrebbe acchiapparla. Quanti quadri abbiamo visto in cui c'è il diavolo e l'angelo che si disputano l'anima che sale? Il diavolo vorrebbe acchiapparla, ma l'angelo arriva e lo prende e lo porta in paradiso. E rimane il corpo. Rimane il corpo, sale la nebbia, viene il temporale, la pioggia cadde e il suo corpo, portato dal disgregarsi del terreno sotto il diluvio, finisce nell'Archiano e poi l'Archiano lo porta fin nell'Arno e nell'Arno sparisce. Ecco, anche questa dicevo creatività. Forse è un po' barato, parlando di Lepanto e parlando di Waterloo non potrò chiudere con Dante, e di conseguenza la chiusa sarà inevitabilmente, credo, meno efficace. Però per Campaldino ho scelto di chiudere così. Grazie.